Se noi andiamo a leggere il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, che è molto operativo come piano, ci dà degli strumenti per affrontare un tema molto critico, che come spesso alcuni dicono è la prima causa di caduta del Consiglio Comunale, ossia l'urbanistica. In quel piano si dice che è importante che tutte le scelte, tutti i passaggi che portano a delle scelte importanti sul territorio siano il più possibile condivise con i cittadini e il più possibile concertate da più persone all'interno dell'amministrazione comunale, ossia che non sia mai in capo a pochi e in capo a uno solo ancora di più la scelta di come gestire il territorio. E in questo, l'ho citato prima, il protocollo di Medino è un ottimo aiuto perché dà una strada ben precisa. Allora, di questi tempi, una frase che a me sta molto a cuore è quella di un africano che è arrivato qualche secolo fa con un barcone in Italia, che è questa: la speranza due figli bellissimi, lo sdegno per le cose che sono e il coraggio per cambiarle. L'africano è Sant'Agostino.